Il direttore artistico di questa grande rassegna fiera, Nicola Rossi, buongiorno. Buongiorno. Che contenitore è? Beh, intanto è un contenitore di oltre 30.000 metri quadri. Quindi tanto grande. È grande. Racchiude circa un 15-18.000 opere. C'è un museo. È un museo, diciamo che per 3 giorni, 4 giorni Padova ha il più grande museo di arte moderna e contemporanea. Sono opere molto rare perché nascono come lampade da tavolo, sono tirate a 2000 esemplari, del 1988 trovarle in queste condizioni senza un graffio, senza una riga, senza una crepa nel vetro è una cosa più unica che rara. Abbiamo le nevicate, abbiamo i suoi tappeti meravigliosi dove appunto vi sono espresse le pietre, i torrenti, i fiumi e tutti appunto trattati con la sua tecnica. Renato Guttuso, 1957, un'opera molto interessante perché raffigura la moglie, una delle poche pose non caste della moglie, allora per questa occasione lui gli toglie la testa per non renderla riconoscibile. Come facciamo a riconoscere una bella opera d'arte contemporanea? Dall'emozione? Direi proprio dall'emozione. Io sono partito con lo studio dell'antico, poi sono passato al moderno, al Novecento, oggi invece sto abbandonando il Novecento per pensare veramente ai giorni d'oggi. È un'arte avanzata, è eccezionale. Già Fontana nell'individuazione di un progetto spaziale ci aveva già aperto gli orizzonti, oggi stiamo andando oltre. Grazie, buongiorno Mattino. Grazie.